Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Catania, dopo lo stupro alla Villa Bellini, a Sicilia 24 il racconto di alcuni ragazzini. Qui scoppiano spesso risse tra giovani. Diversi cittadini che percepiscono lo Storio Giardino un luogo poco sicuro. Mi avete preso per un mio errore, è l'ammissione di Messina Denaro al PM che lo interrogava. Il boss affermava che aveva amici ovunque, che faceva vita da uomo libero. La protesta di agricoltori e allevatori è arrivata anche a Siracusa, arance donate ai passanti. Le ragioni delle manifestazioni potrebbero arrivare anche sul palco di Sanremo. Sembra uno squalo, ma era un pesce spada. Rientra l'allarme per l'avvistamento sospetto a Mondello. Gli esperti spiegano perché si avvicinano alla costa. Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston irrompe l'ironia della palermitana Teresa Mannino. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sfiderà in trasferta la Feralpi Salò. I rosanero puntano alla vetta della classifica. Lega Pro, Catania domenica al Massimino contro la Casertana. Alla squadra di Lucarelli serve una vittoria per allontanare la crisi e ritrovare serenità. Bentrovati. La violenza sessuale alla Villa Bellini di Catania è solo la punta di un iceberg. Nel giardino caro ai catanesi si litiga e spesso spuntano anche i coltelli tra i ragazzi. È ancora forte il ricordo dello stupro subito da una loro coetanea. Tonino De Mano. Non è un luogo sicuro, si litiga e a volte spuntano anche i coltelli. A Villa Bellini succede di tutto e lo stupro della tredicenne ad opera del branco, in questo caso un gruppetto di egiziani, è solo la punta dell'iceberg di una città che si interroga sulla sicurezza cercando di trovare qualche soluzione al problema. Per molti la soluzione drastica e dolorosa è però non venire più a Villa Bellini o comunque sconsigliarla alle persone care. Chi vive la villa e non ha paura è questo gruppetto di ragazzini. Sono minorenni, parlano di tutto e commentano anche lo stupro della loro coetanea avvenuto nei bagni proprio di fronte alla panchina dove ci troviamo. A me dispiace comunque perché quel ragazzo non ha potuto fare niente. Se mi fossi trovato nei suoi panni comunque avrei provato a fare qualcosa, però secondo me non ha potuto fare niente perché se voleva... Se tu avessi assistito ad una scena del genere, cosa avresti fatto nell'immediato? Ci avessi dato coppa. Se tu fossi stato presente o comunque avessi notato qualcosa, cosa avresti fatto? Ci sarei andato, ma anche su Scavocoppa, però facevo qualcosa, va. Ti è capitato a Villa Bellini di assistere ad episodi di violenza? Sì, eravamo con i miei compagni e gli altri avevano sempre cutetti, cose. Ci sono ormai bambini che si acchiappano sempre, cercano discussioni e vengono sempre eventi contro uno, così. Avresti chiamato le forze dell'ordine? Non lo so onestamente. Non hai fiducia nelle forze dell'ordine? No. Ma perché non ci sono o perché per altro? No, perché non ci sono. Perché nel momento del bisogno non vengono. Villa Bellini è anche un dormitorio a cielo aperto e al coperto. Il casotto che vedete, un tempo utilizzato per conservare attrezzi dei giardinieri, oggi è un rifugio di fortuna per senza tetto. Dopo lo stupro del 30 gennaio i controlli sono stati potenziati o quantomeno si nota una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Quanto è successo ci dice che dobbiamo fare di più e dobbiamo fare meglio, ma è quello su cui stiamo ragionando, coordinati dal signor prefetto. Più telecamere funzionanti e più uomini. Questa la soluzione per restituire dignità e decoro al giardino tanto amato dai catanesi. Contro la violenza di genere a Catania c'era un consultorio nei locali sgomberati dalla polizia perché occupati abusivamente. A distanza di oltre 2 mesi le associazioni chiedono al comune tempi certi per poter tornare a operare nella struttura. Lorena Dolci. Una storia che mi ha colpito appunto è di questa ragazza appunto molto veramente tra l'altro anche minorenne ai tempi, che appunto ha subito delle forme di violenza da parte di un suo insegnante e quindi lei è venuta proprio qui a raccontare questa forma di violenza. Lara è una delle operatrici del consultorio Mi Cuerpo es Mio, fino a 2 mesi fa ospitato in questo palazzetto di Via Gallo, sgomberato il 5 dicembre scorso perché occupato abusivamente da un gruppo di studenti e studentesse.
C'era una targa che ovviamente è stata rimossa purtroppo durante proprio il giorno dello sgombero, infatti non c'è più segno di questa targa. Che cosa facevate esattamente in questo locale? Allora, praticamente questo era letteralmente un presidio contro la violenza appunto maschile sulle donne e contro la violenza di genere. Venivano ragazze a chiedere aiuto? Sì, ragazze, ma non solo ragazze, cioè stiamo parlando qui di tutte le età. Noi avevamo ragazze dai 13 anni fino ad arrivare a donne di 65-67 anni. Da quel blitz della polizia all'alba che suscitò la solidarietà di tanti, fra cui anche il fumettista Zero Calcare, gli attivisti non si sono rassegnati. Sono state raccolte 6.000 firme per chiederne la riapertura. Oltre a vari presidi di protesta, i volontari mantengono aperti sportelli contro la violenza di genere in tutto il territorio, ma l'obiettivo è tornare qui. Il Comune ha aperto uno spiraglio per l'assegnazione di questi locali attraverso una gara pubblica a cui loro sono pronti a partecipare. Chiediamo però che questi tempi si accelerino, perché non vediamo il motivo per cui ancora si debba ritardare, ancora si debba aspettare, nonostante siano passati 2 mesi e nonostante questa città abbia urgentissimo bisogno di un presidio contro la violenza di genere. Dopo il TG alle 14.30 su Telecolor torna nostro ospite il sindaco di Catania Enrico Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 7455 005 oppure inviate un'email a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque più tardi all'appuntamento con il sindaco, oggi subito dopo questo nostro telegiornale alle 14.30. Mi avete preso per un mio errore, dire della malattia a mia sorella che ha lasciato il pizzino. Depositato l'interrogatorio a Messina Denaro, reso 2 mesi prima di morire. Sentiamo Laura Spanò. È il 7 luglio del 2023, Matteo Messina Denaro, consapevole di essere alla fine della vita, morirà 2 mesi dopo, apre uno spiraglio e risponde al procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, che lo invita a contribuire a ricostruire dei pezzetti di verità. Il verbale è stato depositato oggi nella seconda udienza preliminare a carico dell'amante storica del boss, Laura Bonafede. In quel verbale l'ultima testimonianza del boss defunto: mi avete preso per il male, se no non mi prendevate. La mattina che mi hanno arrestato, la prima cosa che uno pensa è che qualcuno ha tradito. Poi ragionando ho detto, vero è, ho letto le carte e mi sono fatto pure una logica, o per un errore mio dirlo a mia sorella, perché gliel'ho detto, non volevo farmi trovare morto e nessuno in famiglia sapeva niente. Il boss si riferisce al fatto che l'appunto della sorella sulla malattia di Messina Denaro, trovato nel braccio di una sedia, fu l'inizio delle indagini che portarono al suo arresto. È uno dei passaggi dell'interrogatorio reso da Messina Denaro ai PM di Palermo nel carcere dell'Aquila. Il boss sa di essere alla fine della sua vita, ma il punto è, dice ai PM, che io non sono il tipo di persona che vengo da lei e mi metto a parlare dell'omicidio per rovinare qualcuno. Mi spiego, dirà in un altro passaggio dell'interrogatorio. Messina Denaro dunque alterna piccole aperture e chiusure. Insinuava verità ancora da scoprire sulla strage di Capaci, il boss Messina Denaro, confermando che quanto diceva era la verità. Aveva insistito insinuando moventi complessi che però poi non ha spiegato. Messina Denaro definisce l'attentato di Capaci come la cosa più importante, quella dove nasce tutto, le stragi, l'input, e con fare accusatorio alludendo al depistaggio delle indagini sull'attentato costato la vita al giudice Paolo Borsellino, ha proseguito: perché vi siete fermati alla Barbera? La Barbera era all'apice di qualcosa? Se fosse vivo ci sareste arrivati o vi sareste fermati un gradino prima? Chiede ai PM. Emergono affari di Cosa Nostra dietro la confisca e il sequestro di oggi a Palermo che fanno capo a 2 esponenti mandamenti mafiosi della città. Intanto riemerge il nome di Totò Riina dopo l'arresto a Malta del genero, ma a Palermo l'eredità di capo commissione non sembra essere destinata ad eredità di sangue, ma di figure collegate per devozione ai corleonesi. Roberta Lunghi. Emergono figure mafiose dalla confisca e dal sequestro di beni di oggi a Palermo, 200 e 250 mila euro, emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale del Capoluogo a Vincenzo Adelfio e Vincenzo Toscano, rispettivamente collegati alla famiglia mafiosa di Palermo Villa Grazia e del mandamento di Porta Nuova. Adelfio, arrestato nel 2016, era riferimento per l'imposizione delle estorsioni, Toscano tra i responsabili della riorganizzazione delle piazze di spaccio. Continui segnali di attività
l'attività delle cosche che animano gli affari illeciti a Palermo, orfana del capocommissione, la cosiddetta cupola, in cerca di una guida che sia emanazione dai capi mandamento della città. L'attuale procuratore generale di Palermo De Lucia era stato chiaro: i clan palermitani non accetterebbero mai di farsi guidare da un non palermitano e dunque nemmeno da un trapanese come Messina Denaro, originario di Castelvetrano, ma che era figura potente per i grandi affari e per questo riconosciuto l'ultimo capo della quarta commissione mafiosa, che proveniva da un vuoto di 10 anni. L'eco del sanguinario Totò Riina e dei corleonesi riemerge con la cattura di ieri a Malta del genero di Riina, Toni Ciavarello, marito di Maria Concetta, figlia del capo dei capi. Deve scontare una pena di 2 anni per frode emessa dal Tribunale di Brindisi. Ha dichiarato di lavorare come autista in una ditta locale. Salvo Riina, il terzogenito del boss morto nel 2017, vive a Corleone, professione dichiarata scrittore. Nel 2008 ha finito di scontare una condanna a 8 anni per associazione mafiosa nell'indagine coordinata da Maurizio De Lucia, allora PM, che scoprì che stava riorganizzando una cosca. Ma non c'è una discendenza familiare nel destino della nomina del nuovo capocommissione. Quelli in lizza sono legati comunque ai corleonesi, tra nuovi e vecchi boss, a partire da Giovanni Motisi, 64 anni, del mandamento di Pagliarelli, a lungo uno dei killer di fiducia di Riina. C'è anche Settimo Mineo, 85 anni, il boss siciliano più anziano, ora al 41 bis. E poi ci sono i giovani promettenti, come il latitante Giuseppe Auteri, 49 anni, conosciuto come Vassoio. Tutti loro potrebbero giocare un ruolo non secondario nel dopo Messina Denaro. La protesta di agricoltori e allevatori. Oggi i trattori hanno invaso le strade del centro di Siracusa contro le politiche europee per la tutela del Made in Italy, arance donate ai passanti, mentre le ragioni delle manifestazioni potrebbero arrivare questa sera anche sul palco di Sanremo. Francesco Aloi. La protesta continua. Sì, non ci fermeremo. Dobbiamo raggiungere uno scopo, se no che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto niente. Raccogliere frutta e verdura non ha più senso, non c'è guadagno. Così in tutta Europa continuano le proteste degli agricoltori. Oggi in strada anche a Siracusa, siamo a 2 passi da Ortigia. Il settore è molto in crisi, il grano è sceso, i mangimi aumentano, il gasolio aumenta. Non ce la facciamo noi. Siamo in via Malta, la corsia preferenziale invasa dai trattori. Il loro passo lento per smuovere le coscienze di tutti. Il comparto è in crisi. Queste arance, anziché distruggerle, le donate. Le stiamo donando, sì. Quest'anno il raccolto sarà abbastanza poco proficuo perché acqua ce n'è stata poco. Quindi ci accontentiamo di quello che c'è e quel poco lo doniamo. Loro vogliono incontrare il ministro Lollobrigida. Va tutelato il Made in Italy e va invertito il trend. Materie prime e gasolio hanno subito troppi rincari. Adesso servono misure di sostegno dal governo e dall'Europa. Chiediamo di dare qualcosa in più, di abbassare il grano, le sementi, di abbassare le sementi, di abbassare il gasolio. Le loro ragioni vogliono portarle anche a Sanremo. Volete portare le vostre ragioni anche a Sanremo, sull'Ariston? Sì, ma già ci sono dei nostri che ci hanno partito già da tempo. Ora vediamo quello che succede. La regione è pronta a dichiarare lo stato di calamità per la siccità, ma la protesta non si ferma. Da nord a sud la richiesta è una: salvare agricoltori e allevatori. Un rimpasto nel governo Schifani per ritrovare unità nel centrodestra è la pazza idea che circola nella coalizione di maggioranza. Il Presidente della Regione ha già avuto alcune consultazioni che continueranno la prossima settimana. Intanto si avvicina il prossimo voto d'Aula sulla sanatoria edilizia e questo porta con sé altri rischi. Manlio Viola. Dopo la bocciatura della legge salva ineleggibili e dopo i venti di crisi scoppiati con la seconda bocciatura, quella della riforma delle province, la maggioranza di centrodestra alla Regione rischia di nuovo un flop. I rischi vengono dall'imminente votazione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni o settimane all'Ars sulla riforma dell'urbanistica che al suo interno contiene una norma che è stata già tacciata come sanatoria edilizia. È un articolo di legge che rende sanabili le case costruite in riva al mare e fino a 150 metri dalla battigia fra il 1900
1977 e il 1985. La norma è difesa da Fratelli d'Italia, che parla di rimediare ad una ingiustizia. In realtà anche i giudici del CGA hanno sollevato di recente dubbi sulla legittimità della legge che adesso si vuole abrogare, investendo della questione la Corte Costituzionale. Ma il voto in aula è un rischio all'indomani del doppio flop, e dopo l'avviso mandato agli alleati dal governatore Schifani, che ha detto chiaramente che non tollererà un eventuale ulteriore incidente di percorso. La strada per rinsaldare la maggioranza potrebbe adesso passare da un rimpasto di governo da fare ora oppure dopo le elezioni europee di giugno. Schifani ha incontrato ieri il presidente dell'Ars Galvagno e subito dopo il segretario della DC Totò Cuffaro. Lunedì inizierà un giro di consultazione con i partiti, mentre nel fine settimana gli stessi partiti si confronteranno al loro interno. La situazione è complessa, ma tutto potrebbe cambiare nel breve volgere di qualche giorno. In occasione della giornata della memoria, anche Catania ha voluto ricordare la figura di Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume, medaglia d'oro al merito civile, con la deposizione di una corona d'alloro davanti alla targa commemorativa che è stata posizionata nel Viale degli Uomini Illustri all'interno di Villa Bellini. Alla manifestazione, a cui hanno partecipato anche tanti studenti, hanno preso parte il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi e il questore Giuseppe Bellassai. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Nelle ultime ore c'è un video che gira sui social, su internet, sui vari siti, in cui si vede un grande pesce che somiglia ad uno squalo. Un video che ha creato molto allarme tra i palermitani, e in molti si chiedono se il cambiamento climatico abbia spinto gli squali verso la spiaggia di Mondello o tutto il Golfo. Proviamo a fare chiarezza con questo servizio. Marco Gullà. Palermitani, state tranquilli, a Mondello non assisterete mai a scene come questa. I presunti squali che si aggiravano sulle acque mondelliane, come si vede da questo video, non sono in realtà squali. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente un noto biologo marino che smentisce le voci circolate fino ad oggi. Allora, innanzitutto bisogna chiarire che non si tratta di due squali, bensì di un solo pesce, un pesce osseo, non cartilagineo, quindi non sono squali, ma è un pesce spada che si trova in una zona del Golfo di Mondello molto basso, con acqua molto bassa. A Mondello sono arrivati anche dei veterinari, ma l'esemplare era già sparito. Ma perché si trovava proprio a ridosso della costa? Perché? Molto probabilmente questo animale non sta bene, è stato catturato con qualche palangaro, perché questo è il periodo dei palangari, e è possibile che questo animale abbia ricevuto praticamente delle ferite durante la pesca col palangaro, e che quindi cerchi zone di acqua bassa perché non sta bene. Ecco, questo potrebbe essere una possibilità. L'errore nella determinazione è dato dal fatto che il pesce spada ha una pinna dorsale e un lobo di pinna caudale della coda, e pensavano che fossero due squali, ma in realtà è soltanto un pesce. Mistero quindi risolto, nessun allarme, buona fortuna al pesce spada per la sua guarigione. La comicità del Festival di Sanremo quest'anno è tutta siciliana. Dopo le incursioni di Fiorello, che vedremo sul palco dell'Ariston l'ultima sera, ieri è toccato alla palermitana Teresa Mannino far sorridere il pubblico, ma anche riflettere. Un'artista che arriva dalla gavetta vera e dagli studi di filosofia. Eva Spampinato. Teresa Mannino si affaccia sul palco di Sanremo e incomincia il suo show dalle scale. Non le serviva il palco dell'Ariston per dimostrare sin da subito che per brillare non occorrono lustrini e tacchi, ma delle piume che trasmettono leggerezza e non superficialità, e una personalità enorme che ha rubato la scena a tutti. La comicità del Festival della canzone italiana quest'anno è tutta siciliana, e dopo le incursioni di Fiorello, che vedremo sul palco dell'Ariston l'ultima sera, ieri è toccato all'artista palermitana far sorridere il pubblico.
ma anche riflettere. E la Mannino lo fa con una spontaneità disarmante, una naturalezza incredibile e mai forzata. Lei, che arriva dalla gavetta vera, fatta di studio e palcoscenici poco conosciuti, di scrittura e di prove. Definirla comica è riduttivo, perché la Mannino, che ha conosciuto il grande successo grazie al programma TV Zelig, è laureata in filosofia e inserisce spesso citazioni filosofiche nei suoi spettacoli da tutto esaurito, come ieri sera sul palco dell'Ariston, quando cita Protagora e parla del rapporto dell'uomo con il mondo che lo circonda. Gli uomini che preferiscono il potere sugli altri uomini, sulla natura, sulle donne, mentre lei, Teresa, la diva della porta accanto, preferisce il potere di far ridere, di cantare senza paura di stonare, che ha tutta un'altra energia. Breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani giocherà a Piacenza contro la Feralpi Salò. Corini non dovrebbe cambiare molto in formazione. Marco Gullà. Proseguire sulla scia tracciata. Il Palermo vuole sgasare e inizia la corsa verso la promozione diretta. Domani a Piacenza contro la Feralpi Salò la sfida è insidiosa, ma comunque alla portata della compagine rosanero. Eugenio Corini cerca continuità. Il tecnico dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha vinto e convinto contro il Bari. Pochi dubbi quindi, se non in attacco, dove il nuovo acquisto Traoré scalpita, ma anche Di Mariano è apparso in netto miglioramento. La partita che andremo a affrontare sabato a Piacenza contro la Feralpi è di una fondamentale importanza, perché può definire un percorso, può definire un'identità, può definire tantissime cose, e noi abbiamo piena consapevolezza dell'importanza della gara e ci sentiamo diciamo in un momento simile a quello dopo la sosta, quando siamo andati a Cittadella, che era un momento, una trasferta importante contro una diretta concorrente come il Cittadella, per fare una buona prestazione e portare a casa un risultato. Purtroppo lì non ci siamo riusciti, abbiamo dovuto ricominciare da capo. E il Palermo vorrà riuscirci domani. A centrocampo il Faro e Ranocchia, poi Gomez e Segre inamovibili. In difesa conferma per Diachité. In avanti ovviamente il punto centrale è Brunori. A Piacenza oltre 2500 tifosi rosanero. Domenica la sfida alla Casertana per il Catania dovrà essere quella del cambio di marcia. I campani arrivano da un periodo no. Lucarelli deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione. Francesco Triolo. Per gli alibi non c'è più tempo e spazio, adesso il Catania è chiamato a dare risposte sul campo. La sconfitta di Picerno ha acuito il periodo negativo dei rossazzurri che contro la Casertana devono dare inizio alla rimonta. I campani arriveranno al Massimino nella fase discendente del loro campionato, che ad un certo punto l'aveva visto anche a ridosso della capolista Juve Stabia, ma adesso sta pagando dazio con 4 partite senza vittorie. Lucarelli può contare sul rientro dopo la squalifica di Averi e tornano disponibili anche Celli e Cianci, che hanno superato i problemi fisici per i quali hanno dovuto saltare la trasferta di Picerno. Da valutare le condizioni invece di Di Carmine, ma la botta rimediata dovrebbe essere stata assorbita nel corso dei giorni. Il tecnico sembra orientato a schierare il 4-2-3-1, anche perché la disponibilità degli esterni offensivi potrebbero dare continuità di spinta nel corso della partita. E poi c'è Sturaro, il centrocampista che non gioca una gara ufficiale dal 9 dicembre in Turchia, sta completando il suo piano di rientro atletico e potrebbe già essere impiegato per una parte importante di gara, anche perché proprio a centrocampo ci sono i problemi maggiori per Lucarelli, che deve fare i conti con l'assenza di Zammarini. La scelta obbligata sembra quella di affidarsi al tandem composto da Quaini e Welbeck, ma con l'ipotesi anche di abbassare Teio oppure impiegare Contec, che nasce proprio come centrocampista. Insomma, saranno 2 giorni fondamentali per le decisioni in chiave formazione. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito. Vi lascio con la rubrica Appuntamento con il Sindaco, ospite di Michele Cucuzza, Enrico Trantino. Grazie ancora e a tutti buon pomeriggio.